Si riapre, ma non è una ripartenza. Il Veneto mette nel mirino il 26 di aprile alla luce delle nuove regole previste nel decreto Covid e, se anche piove a dirotto sull'economia, non si può dire che quella che comincia sia una nuova primavera, perché la maggior parte delle attività produttive è già aperta. Rispetto alla fine del lockdown di un anno fa, poi ci sono condizioni diverse. Oggi abbiamo il vaccino e cure più efficaci e quindi Luca Zaia chiede buon senso. Qua non si tratta di fare gli aperturisti o i chiusuristi. Io non voglio essere né catalogato con quelli che vogliono aprire tutto e tantomeno con quelli che vogliono chiudere tutto. Guardare in faccia la realtà. È iniziata la fase della convivenza con i virus. Alla domanda se da qui all'infinito possiamo pensare di continuare con le restrizioni, tutti noi rispondiamo no. Sul fronte del turismo invece bisogna rivedere le regole. Se un turista è già vaccinato non serve la quarantena, altrimenti con restrizioni superflue si rischia di perdere clienti. Il Veneto su questo chiede chiarezza e programmazione al governo. Non c'è dubbio sul fatto che il Veneto sia oltre ogni possibile sogno dal punto di vista turistico e quindi noi dobbiamo chiedere che si faccia chiarezza su questo, perché è inutile farla a luglio. Chi compra i viaggi, chi compra le crociere, chi viene qua dall'estero, noi abbiamo il 68% dei nostri turisti sono stranieri, su 72 milioni di presenze turistiche, il 68 è straniero. Quindi la programmazione da uno che viene da distante non è ci apriamo la macchina e andiamo a fare un weekend in Veneto, lo potrà fare l'austriaco che è qui, che sono nostri dirimpettai, vicini di casa, lo sloveno, qualche croato, ma la verità è che la programmazione del viaggio in Veneto è una programmazione importante perché non vai a farti una passeggiata, è una grande regione turistica e dobbiamo dare garanzie sul fatto che chi è vaccinato non deve fare quarantena.